Se potessi avere 1000 lire al mese, musica e parole degli anni 30, quando 1000 lire rappresentavano una discreta cifra, uno stipendio più che abbondante. Oggi 1000 euro sono appena sufficienti per arrivare a fine mese, ma per un mendicante sono un tesoro. Eppure quando Idris li trova, li porta in questura e li consegna alla polizia. Idris ha 35 anni, è arrivato dalla Nigeria in Italia nel 2009 con un regolare permesso di soggiorno, ma la crisi si è portata via anche il suo futuro. Quando ha perso il lavoro da operaio in una fabbrica veneta, ha cominciato a vivere racimolando qualche euro fuori dai supermercati di Vicenza. Ore e ore al freddo, aiutando le casalinghe a caricare la spesa in auto e riportando i carrelli a posto. Poi, l'altro giorno, il colpo di scena che ha acceso per qualche istante una vita invisibile, come la sua. Per terra, in corso Santi Felice e Fortunato, Idris ha trovato sul marciapiede una mazzetta di banconote. Non credeva ai suoi occhi e non erano false. Le ha contate 1000 euro tondi tondi, abbastanza per riempirsi le tasche. Invece no, meglio morire di fame che essere disonesto. Idris in chiesa domenica ha chiesto aiuto a un suo amico italiano. Insieme sono andati in questura e hanno consegnato il piccolo tesoro alla polizia. Molto significativo questo, ci deve far riflettere anche perché quando qualcuno dice ecco tutti uguali, tutti uguali, tutti uguali, no, ci sono delinquenti e ci sono brave persone. Il sindaco di Vicenza, Achille Variati, elogia questo immigrato, sfortunato ma onesto, ed è quello che conta. Idris è l'emblema dello straniero per bene, capace di un gesto tanto più importante quanto più è stato fatto in uno stato di bisogno. Il governatore veneto Luca Zaia lo loda, questo ragazzo può insegnare da dove passa la vera integrazione e mi auguro che qualcuno colga la sua serietà e la sua onestà e gli offra un lavoro. Eppure Idris non è l'unico, come lui ci sono tanti immigrati che vivono di elemosina, come questi due ragazzi nigeriani, orgogliosi del comportamento del loro connazionale. Ha fatto bene a restituire i soldi, dicono, è la dimostrazione che in Italia gli extracomunitari non sono solo delinquenti. È un gran bell'esempio, ci assicura questo mendicante. Se trovo dei soldi per terra, io li restituisco e li porto alla polizia. Normalmente quando trovo dei soldi che non mi appartengono, racconta un altro mendicante africano, li restituisco ed è quello che ho fatto quando ero a Mantova. Gli chiediamo quanti soldi ha trovato davanti a un supermercato. 450 euro. Insomma, di Idris e come Idris ci sono tanti immigrati, vite nascoste, invisibili, gesti anonimi che non fanno notizia. Faccio un plauso e penso che questo possa essere da esempio per una società multiculturale che però sia rispettosa delle regole.